Oggi con grande orgoglio ed emozione all'Assemblea Costitutiva di Confindustria Padova e Treviso e Confindustria Venezia Rovigo all'unanimità approvato la nascita di Confindustria Veneto Est, quindi nasce un soggetto importante all'interno del nostro territorio e a livello nazionale. Nasce in Veneto la seconda territoriale di Confindustria per dimensioni e peso economico e Confindustria Veneto Est, area metropolitana Venezia, Padova, Rovigo, Treviso. Con 5.000 imprese associate e 270.000 addetti diventa un soggetto secondo solo ad Assolombarda, un'unione che ha le idee chiare sui prossimi passi indispensabili. Unanime il coro delle richieste al governo. I tempi sono difficili, abbiamo bisogno di collaborazione, forte collaborazione, sicuramente i temi dell'energia rimangono ancora dei temi attuali, abbiamo le aziende che fanno ancora fatica a chiudere i contratti di energia e del gas e noi chiediamo fortemente un cuneo fiscale che deve essere tagliato del 5%. C'è bisogno di lavorare molto, e qua riguarda il Veneto, sulle infrastrutture, quindi speriamo che i soldi del PNRR vengano investiti bene anche qui localmente sulle infrastrutture di cui abbiamo bisogno sia per uscire dal nostro territorio per le merci e per le persone sia internamente per il nostro territorio. 2 anni importanti perché avvieremo dei lavori, dei cantieri, dove dobbiamo avviare una progettualità spinta, dobbiamo aggregare i nostri servizi, dobbiamo trasmettere ai giovani l'idea che lavorare è bello, che aver successo non significa guadagnare per forza, aver successo significa fare ciò che piace. Chiare le considerazioni del presidente Marinese, secondo il quale, essendo il secondo paese manifatturiero d'Europa, l'Italia a livello produttivo deve invertire rotta. Considerando che le filiere si stanno accorciando e ci sarà una fase di reshoring importante, aziende che torneranno a investire qui, dobbiamo investire sull'energia, dobbiamo sburocratizzare questo paese, bisogna avere fiducia. Oltre 86 miliardi di fatturato, quasi la metà del PIL veneto proviene da questa associazione. Fondamentale puntare sull'economia di scala anche nel pubblico, questo è il commento del presidente Luca Zaia. Intanto gli industriali danno un bel esempio di cosa significa fare economia di scala e di modernità. Dall'altro questo poi si ripercuote anche su quello che è l'aggregazione, ovviamente volontaria, ovviamente rispettando le volontà dei cittadini, anche rispetto ai comuni. Da queste operazioni comunque si arriverà anche ad aggregazioni. Dall'altro voglio anche ricordare che la città metropolitana, o meglio quest'area metropolitana che è il Veneto, che è come Los Angeles vista dall'altro di notte, ha già aperto a un altro grande progetto, quella di una holding autostradale che interessa non solo noi ma anche le regioni limitrofe.